quasi tutto pronto per iniziare questa sfida. Qui il saluto fra coach De Raffaele e Franco Ciani, che come detto non si sono mai incontrati da head coaches in carriera. Ciani che ha preso l'eredità di Eugenio Dalmasson, che si potrebbe definire, anzi si può definire ovviamente un ex, lui che adesso è dirigente di Venezia ed è stato allenatore a Trieste dal 2010 al 2021, quindi 11 anni. Trieste che chiaramente grazie a lui poi è tornata in Serie A nel 2018. Ne parlavamo intanto mentre qui vediamo il roster di Trieste, fuori soltanto Campogrande, l'identità che poi ha creato Dalmasson. Poi questo è anche tutto un frutto del grande lavoro di Eugenio Dalmasson. Sono d'accordo, Dalmasson ha creato, ha costruito una base su cui poi Ciani è arrivato l'anno scorso e quindi ha partecipato comunque sia al progetto dell'anno scorso, però quest'anno ha preso una squadra con un'identità, un club con un'identità che poi si vede anche nel modo di giocare. Prima io vi ho definito brutti, ma Trieste è brutta nel senso positivo, cioè di una squadra che ha un'identità, che sa che attraverso la difesa deve andare dall'altra parte, deve costruire il proprio gioco. Infatti anche questa cosa qui lo dimostra tutte le volte che va in campo, la capacità di tuffarsi, di recuperare un pallone, di stare lì, di chiudere l'area. Qui il roster di Venezia, come detto, fuori oltre a Bramos l'acciaccato Michele Vitali, che ripetiamo contro la Virtus, perché è giusto ripeterlo, 26 punti il suo career high, il massimo in carriera. Qui anche Valerio Mazzola e ormai si ultimano le preparazioni per le due squadre che sono, come detto, oggi alla ricerca di una vittoria che vorrebbe dire continuità. Qui Julian Stone che è a 2 minuti dai 4.000 in maglia Reyer ed è il sesto come minutaggio nella storia della società reierina. Oggi tra l'altro è anche, caro Marco, un derby del nord-est, l'hanno definito così anche sul sito della Reyer. Infatti non si può definire un derby per regione, qui Michael Bramos, però è derby del nord-est, che anche questo è interessante, no? Sì, ormai si tende sempre a trovare un derbificare derby, a derbificare, bravo, derbificare. Neologismo. Bravo Michele, derbificare tutto, sì. Qui gli arbitri della partita: Roberto Begnis di Crema, Fabrizio Paglialunga di Massafra e Marco Catani di Pescara, che dirigeranno questa sfida, nella sfida fra due squadre che sono il nono attacco rispettivamente, Venezia con 80 punti a partita, il 13° invece Trieste, che però è la seconda miglior difesa del nostro campionato con quasi 77 punti di media subiti. Ecco qua che arrivano prontamente le grafiche con le statistiche fino a questo momento del campionato. Trieste che è prima anche per stoppate, così come la Reyer. Si affrontano infatti oggi le due squadre migliori dal punto di vista delle stoppate nel nostro campionato. Trieste che però non è una delle migliori squadre da 3 punti, la 14ª con il 31,6%. Dicevamo anche prima di questa telecronaca, il migliore da 3 punti di Trieste è un certo Daniele Cavaliero, che tu conosci abbastanza bene, che a 37 anni sta comunque rendendo ancora tantissimo. Non mi stupisce questa cosa, perché lui è sempre stata la dimostrazione di del grande talento, ma soprattutto poi dentro ci ha messo costanza, lavoro e metodo. È uno che va sempre in palestra con entusiasmo, si ferma a tirare prima, dopo, durante e se continua a giocare a questi livelli in questa maniera è perché dietro c'è un lavoro quotidiano. Tutto pronto adesso per iniziare questa sfida con la palla 2. Qui Adrian Banks, che ha iniziato come al solito alla grande la sua stagione. Qui il saluto con un avversario di 1000 battaglie come Walter De Raffaele. Banks che ormai è un veterano del nostro campionato, lo scorso anno alla Fortitudo. Qui il patron Brugnaro, che è pronto anche lui come al solito dalla sua postazione a seguire questa partita. Watt ed Elia a saltare il primo possesso di questa partita è della Reyer, con De Nicolao in palleggio sotto per Mitchell Watt, che attacca subito bene il canestro mandando al bar Elia e segnando i primi 2 punti della partita. Classico movimento di Watt, prende Delia, è un attimo impreparato, è ancora forse sul momento della contesa. Watt porta a casa 2 punti. Pallone adesso per Trieste, che ha il primo possesso della sua partita. Delia in end-off per Fernandez, che con il palleggio all'estero tiro cerca i 2 punti ma non li trova. Rimbalzo di Mazzola che va da De Nicolao
contro di lui c'è il Lobito Fernandez, in punta per Mitchell Watt, si apre Tonut che non ha giocato una partita molto positiva contro la Virtus, 0 punti segnati per lui, poi il tiro è sbagliato, a rimbalzo si agganciano, si abbracciano diciamo così D'Elia e Mazzola ed è l'argentino a commettere fallo. Buon tiro da parte di Tonut, ha letto bene che il suo difensore è passato diretto sul pick and roll, lui deve prendere quel tipo di tiro, se lo aspetta la squadra, lo deve cercare anche lui, anche per, dopo, come hai detto giustamente tu, dopo la partita della settimana contro la Virtus dove ha fatto virgola, quindi ci sta. E per uno che è l'MVP del nostro campionato non è sicuramente usuale fare virgola, come si dice nel gergo tecnico, per evidenziare i 0 punti segnati. Qui perde palla proprio Tonut nel tentativo di penetrazione, ha calpestato la linea, in precedenza chiedo scusa non era di D'Elia ma di Grajulis, il fallo a rimbalzo. Adesso Trieste con il palleggio, Adrian Banks va da il Lobito Fernandez, su di lui c'era Bruno Cerella che è partito oggi in quintetto. Adesso pallone per Banks, esce con lo show, Watt si va dall'altra parte per Grajulis sotto, poi per Marcos D'Elia, si ripropone dall'altra parte il duello, questa volta lo vince D'Elia che si prende il fallo di Watt e va vicino anche al gioco da 3 punti. D'Elia gioca sulla sua mano forte, sulla mano destra, ha costruito bene il triangolo Trieste con il ribaltamento di Banks e poi D'Elia ha portato a casa questo vantaggio. Sì, la mano di Watt, la mano sinistra su quel contatto c'è, è giusto il fallo. Primo libero che va a segno per Marcos D'Elia, uno che sì è un lungo ma sa passare benissimo la palla, questo è sempre giusto ricordarlo. 7 assist per lui 2 settimane fa nella larga vittoria di Trieste a Sassari, quello che è stato il suo career high per assist in una singola partita. Fa 2 su 2 il giocatore argentino ex Virtus Bologna, e siamo dall'altra parte con Stefano Tonut che si prende il blocco di Mitchell Watt che poi si apre per ricevere, si va invece da Andrea De Nicolao per Bruno Cerella. Bello il movimento poi di Watt ancora contro D'Elia, raddoppia Grajulis, ma quello si chiama Mitchell Watt e con quel semigancio lì tendenzialmente fa canestro. Fa canestro, poi lo fa vedere in maniera, riesce a controllare il corpo, i piedi e poi c'ha quel tocco finale. Li muove davvero come un ballerino, nonostante la stazza sia tutt'altra rispetto a quella che può avere un ballerino. Qui Fabio Mian si apre per il primo tiro della sua partita, forse con un piede sulla linea, ma è sbagliato. A rimbalzo controlla D'Elia, Trieste che è una delle migliori squadre a rimbalzo del nostro campionato, e quello poi è uno dei migliori giocatori del nostro campionato, Adrian Banks. Ha fatto la cosa giusta, è uscito da quel blocco, ha messo a posto i piedi e si prende questo tiro da 3 punti. End off di Mazzola per De Nicolao che va da Cerella, extra pass per Watt che apre benissimo, poi il tiro a Valerio Mazzola che non sbaglia, un altro giocatore che se prende un tiro da 3 punti difficilmente sbaglia. Esecuzione perfetta da parte di Venezia, ha passato la palla con i tempi giusti, nel momento giusto e con gli spazi giusti. Partita che è subito molto bella, passaggio dietro la schiena per Grajulis di Banks, a rimbalzo lotta D'Elia ma conquista il pallone Tonut che guida la transizione reierina. Adesso si accoppia contro di lui Fernandez, c'è Grajulis contro Watt e questo è un possibile mismatch. Si va invece da Di Nicolao che spara da 7,5 metri, sbaglia, e rimbalzo controllato da Juan Manuel Fernandez che va dall'altra parte, va da poi Banks. Qui Fabio Mian attacca benissimo il centro dell'area, sbaglia, rimbalzo però la controlla proprio lui che si prende questo tiro da 3 punti ma non lo manda a bersaglio. Ha provato a prendersi questo tiro probabilmente perché ha intenzione e voglia di mettersi in partita. Di solito lui è un tipo di giocatore che anche si ferma in quelle situazioni lì, ributta la palla in campo e fa giocare il playmaker, però probabilmente ha voglia di attaccare e di entrare subito in partita. Più 2 per la Reyer, palla a Trieste quando abbiamo superato i primi 3 minuti e 15 di questa partita. Sbaglia la tripla Grajulis, a rimbalzo lotta e conquista il pallone Watt, poi De Nicolao che guida la transizione della Reyer, poi aspetta l'arrivo di Mazzola per il blocco, si va fuori da Mitchell Watt che pensa per un attimo lì al tiro, aveva tanto spazio, poi va in mezzo all'area fuori per Bruno Cerella, si ritorna in mezzo da Watt che questa volta il tiro se lo prende e lo manda a bersaglio. Non c'è stata una chiamata chiara da parte di Venezia, sono andati un po' a tentativi fino a quando Watt ha pretato, ha fatto un po' di casino, ma da lì poi sono venuti fuori come sempre le qualità di Venezia nel portarsi a casa 2 punti. Banks per Fernandez che palleggia, esita, poi alla fine va con il tiro da 2 punti, è sbagliato, e altro rimbalzo di Stefano Tonut. Reyer che vuole prendere già un pochettino il largo, si va sotto da Watt contro Grajulis, palla nell'angolo difficilissima da controllare per De Nicolao, gli è anche forse un po' sfuggita dalle mani a Mitchell Watt. La lettura è buona ma l'esecuzione è pessima.
Eh sì, qui il bullet pass di Watt era veramente impossibile da prendere per De Nicolao, che ha fatto il possibile ma è finito letteralmente fuori dal campo. Adesso gestisce il possesso il Lobito Fernandez, che va da Grajulis, poi per Adrian Banks che è contro Bruno Cerella. Il blocco di Marcos Delia, si ferma Banks contro Watt, si va sotto da Delia accoppiato contro Cerella in un duello tutto argentino. Che palla di Delia per Grajulis, che palla di Delia, ma bravissimo Grajulis a leggere in quella situazione lì, a tagliare in mezzo all'area per poter dare una linea di passaggio chiara al suo compagno di squadra. Eh sì, l'abbiamo detto in precedenza, Delia è un ottimo passatore dopo i 7 assist già fatti registrare contro Sassari, lui che viaggia con 2 assist di media oltre a 6 rimbalzi e 11 punti. De Nicolao fuori per Mazzola, extra pass per Cerella che sbaglia, rimbalzo tutto solo. De Nicolao in mezzo all'area, bravo ad andare a prendersi questo pallone, fuori per Tonut che se la gioca in 1 contro 1 dopo il blocco di Watt, sbaglia però ancora la conclusione. Allora Trieste va già dall'altra parte con Juan Manuel Fernandez, aspetta e poi serve Marcos Delia, i due argentini che si scambiano in questa situazione il pallone, ancora sotto per Delia contro Watt, duello che vedremo e rivedremo nel corso di questa partita. Altra gran palla dopo il gran taglio di Banks, 2 punti. Trieste gioca benissimo a pallacanestro. Cos'è che dicevi di Delia, che sa passare bene la palla? Mi sta dando ragione, diciamo così. Passa benissimo. Anche questa è una grandissima palla dell'argentino, che sì un lungo ma una visione di gioco veramente speciale. Adesso De Nicolao dopo il pareggio e il 4-0 di mini parziale di Trieste, si va da Tonut che entra in mezzo all'area, difesa ottima di Fernandez che per un attimo va vicino alla palla rubata, stanno scadendo i 24, Tonut deve forzare a rimbalzo, toccano Grajulis e Delia, alla fine controlla Fernandez. Siamo già dall'altra parte con Fabio Mian che si prende il blocco di Grajulis, accoppiato poi contro Tonut in mezzo all'area, poi per Delia c'è sempre Tonut in difesa, tiro però cortissimo questa volta di Delia. Si è accontentato, aveva comunque sia davanti a sé Tonut, poteva sfruttare meglio, invece forse anche un po' di stanchezza da un paio di situazioni dove si è messo a correre avanti e indietro, però poteva far meglio quel tiro. Pronto Austin Day insieme a Victor Sanders sul cubo dei cambi per quanto riguarda la Reyer, continua con il palleggio di Nicolao, 5 secondi per andare al tiro, lo manda a bersaglio Andrea De Nicolao. Le cose che fa lui, le classiche cose che fa De Nick, pulito, essenziale, concreto, quando c'è alza il braccio lo mette dentro. Eh sì, lui che ha un'ottima percentuale da 3 punti nel corso di questa stagione, il 40%. Rivediamo, si prende un po' di spazio, uno che tira anche poco da 3 punti, ma quando tira insomma, si fa sentire. Qui per la Marcord, apriamo parentesi a Marcord, mi ricorda un po' Rossini. Rossini non faceva canestro, ma faceva canestro quando contava. Che è, lui penso, lui fa canestro, tira poco ma fa canestro, quel poco fa sempre canestro. E adesso ormai si è costruito la sua carriera, per quello che ha vinto, è merito suo per quello che è riuscito a costruire in questi anni. Intanto entra in campo Konate ed è realizza subito i 2 punti il giocatore di Trieste. Sono entrati in campo anche Ekodas oltre a Sanders e Austin Day per la Reyer. Adesso Ekodas proprio lui con il pallone contro Mian, fa sportellate con l'avversario, il semigancio però non va, guardate, a rimbalzo dopo il tocco non buono di Fernandez è arrivato ancora Andrea De Nicolao. È partito dall'angolo e ha capito che lì c'era la possibilità di recuperare il pallone, è andato a 1000 e l'ha preso poi. Eh sì, davvero sempre ottimo il rendimento e l'energia che mette in campo Andrea De Nicolao. Qui aveva segnato Tonut il primo canestro della sua partita, che però non è stato convalidato visto che il fallo, credo, di Sagaba Konate è stato fischiato chiaramente prima del layup del giocatore che tra l'altro è un ex di questa partita, Martina Ekodas al secondo tiro della sua partita con una schiacciata pazzesca. Rolla bene, c'è un'autostrada anche perché il lato debole di Trieste in questa situazione qui è molto distratto, assente. Konate riceve il pallone in mezzo all'area, adesso più 3 per la Reyer. Konate cerca di andare sotto da Banks, alla fine la palla viene toccata da Ekodas, bullying pass qui di Austin Day, poi Tonut va dall'altra parte, cerca l'Eurostep, fallo ancora di Konate che, se è stato lui a commettere quello in precedenza sempre su Tonut, è al secondo fallo. Qui speriamo chiaramente che non si sia fatto niente Tonut. Il fallo c'è, però mi sono acceso a un certo punto perché quando la Tonut prende la palla, e qui vediamo l'azione di prima che va su dritto per dritto, non c'è nessuno, la rivediamo in sì. E poi il fallo di Konate. E qui il fallo secondo me c'è anche... stanno andando a rivedere, sì, mi sa. perché fa veramente...
c'è poca palla, c'è tanta testa. Sì, adesso mentre entra in campo l'altro Sanders di questa partita, ovvero Cori, sono due liberi semplici per Tunut, non è d'accordo molto, diciamo così, con Bobo Begnis. Walter De Raffaele, il primo libero intanto va a segno per il giocatore che non è nato a Trieste, perché è nato a Cantù, visto che suo padre giocava lì, ma è cresciuto nella società anche giuliana dal 2011 al 2015 per lui, mentre qui inquadrato Michele Vitali, fuori per una botta presa qualche giorno fa contro la Virtus Bologna, quella che è stata, ricordiamo, la miglior partita della sua carriera, con 26 punti. Il pallone adesso di Lever, appena entrato in campo e nella lista dei 16 di Mosacchetti per le qualificazioni ai prossimi mondiali, e qui perde subito il pallone. La lettura è buona da parte di Banks, perché ha visto che c'era un cambio, il passaggio però non il migliore dei passaggi, e Lever fa fatica a ricevere quella palla lì e a controllarla. Time out in campo, parlavo appunto di Lever, che è stato scelto da Meo Sacchetti tra i 16 che affronteranno le sfide in Russia il 26 di novembre e in casa con l'Olanda al Mediolanum Forum il 29, visto che questa settimana si andrà con la pausa per le nazionali. Poi noi torneremo fra 2 settimane per raccontarvi il grande basket italiano. Parla con i suoi francociani, che sicuramente ha qualcosa da aggiustare. 16-11 per la Reyer in questo primo quarto che si sta avvicinando alla sua conclusione. Mancano 2 minuti e 14 secondi. Ci sono i 5 punti già di Adrian Banks da una parte, i 3 di De Nicolao e Mazzola dall'altro, oltre ai 6 chiaramente di Mitchell Watt, che qui rivediamo con le sue giocate. Diciamo che poi quando prende palla sotto, insomma, c'è veramente poco da fare, e non solo sotto, come vediamo anche in questa azione. Insomma, è uno che ha davvero un ampio range di scelta. Sì, è un giocatore da diverse dimensioni, e poi gioca oramai con una serenità, visto che è più veneziano di tanti altri che sono seduti lì a vedere la partita. Palleggio di Sanders, è entrato in campo anche Tariq Philip per la Reyer, girandola di cambi che continua e da una parte e dall'altra. Sanders ferma il palleggio, poi va da Tonut, si va poi da Tariq Philip contro Corey Sanders. Il palleggio e il movimento di Philip stoppato però da Sanders, che va subito dall'altra parte in 2 contro 2. Arriva l'altro Sanders che gli tocca il pallone. Qui è rientrata molto bene la difesa. Molto molto bene. Sanders ha questa grande doti atletiche, gli permettono di correre il campo, di difendere bene. Infatti adesso è su Banks di attaccare. Se riuscisse anche a crescere nella qualità delle scelte in attacco, può diventare un giocatore molto interessante. Qui ha fatto una corsa incredibile, anche se l'altro Sanders era un po' chiamata, gliel'aveva un po' citofonata. Mentre esce dal campo Stefano Tonut, al suo posto Julian Stone, che in questo finale dell'ultimo quarto raggiungerà i 4.000 minuti giocati con la maglia della Reyer, il 6º nella storia della società reyerina. Qui va fino in fondo Konate e c'è il fallo in attacco. Qui secondo me ci ha pensato un pochettino prima l'arbitro e alla fine ha dato il fallo in attacco a Konate, che dovrebbe essere al terzo fallo. Dico dovrebbe perché è il primo che ha commesso. Terzo fallo. Sì, è il terzo fallo commesso in neanche 3 minuti in campo per il Maliano. Insomma, sicuramente non una grandissima notizia per coach francociano. 3 falli e lo lascia dentro? No, 3 falli lo credo, cambia. infatti, esatto, okay. Subito Marcos Delia. Anche se su questo tipo di fallo in attacco ho qualche dubbio, perché Ecovas ha un po' esasperato il tipo di contatto. Lui con 2 falli, con 2 falli poteva fare anche utilizzare un po' meno di energia, però credo che è un fischio per me un po' dubbio. Sì, anche perché come ho detto prima, forse ci ha pensato il direttore di gara prima di scegliere se fallo difesa o fallo attacco. Qui Ecovas dall'altra parte per il tiro dalla media, che però non va a bersaglio. Allora Corey Sanders con il palleggio, blocco prima di Lever e alla fine isolamento per il giocatore statunitense di Trieste. Adrian Banks dopo il blocco di Delia, tiro di Adrian Banks alla Adrian Banks e quindi ovviamente 2 punti. Con le gambe di Adrian Banks che gli permettono di fare ancora quelle cose nonostante oramai le 35 primavere. Dall'altra parte si alza Victor Sanders, manda a bersaglio, partita bellissima, Reyer avanti di 6 punti. Risponde subito, ha trovato fiducia nel tiro, cosa che gli era un po' mancata all'inizio della stagione.
Dall'altra parte l'altro Sanders, Corey sbaglia e tocca il rimbalzo Victor, e allora Austin Day con il bullying pass, il secondo di questa partita per Sanders ancora! Seconda bomba consecutiva di Victor Sanders. 22-13, si è aperto nel giro di 30 secondi, si è creato questo gap. Adesso Trieste deve riuscire in questi 12 secondi a usare la testa e andare avanti e a fare un buon attacco, ma soprattutto ripartire nel secondo quarto con un po' più di concretezza, perché fino a questo punto 12 punti sono un po' pochini e qualche scelta in attacco un po' dubbia. Qui 6 punti nel giro praticamente di 15 secondi da parte dell'ex giocatore di Trento. Entra in campo Daniele Cavaliero per questi ultimi 12 secondi e 2 decimi per questo primo quarto, e va fuori Corey Sanders con Venezia che poc'anzi ha speso il secondo fallo di questo quarto, quindi ancora lontanissima dal bonus, che adesso vediamo se spenderà un altro fallo la difesa di coach Walter De Raffaele. Qui ci prova, ma alla fine riesce quasi a recuperare palla, poi Ecodas con un fallo sicuramente molto deciso su Adrian Banks, che non andrà in lunetta, ricordiamo, perché questo è solo il terzo fallo di squadra. Non ho capito però con chi ce l'avesse Banks, che è andato giù per terra, ha capito che c'era stata l'involontarietà da parte di Ecodas, però si lamentava forse con un suo compagno, si lamentava con l'arbitro, non so con chi. Non so se l'hai notato anche tu. Sì, credo con un compagno, forse per un movimento sbagliato, mentre c'è l'ultima rimessa di questo quarto, la palla che arriva a Mian, questo è un fallo sicuramente importante di Julian Stone. Chiede a gran voce e a grandi gesti l'antisportivo Adrian Banks. Ci saranno dunque, credo, 2 tiri liberi, perché forse mi pare di aver visto il piede di Mian che ha toccato la linea, e forse se lo vanno anche a rivedere, perché effettivamente potrebbe anche considerarsi un fallo antisportivo, nel senso che la palla va pienamente sulla testa. Non so tu come lo giudici. Allora, siccome già prima ho cannato su quello che era la mia valutazione sul fallo di Tonut, questa volta qui sto zitto per evitare che però forse vanno a rivedere in realtà dove era il piede di Milan. Dove era il piede, sì, forse credo di sì, quello, dai. Detto che anche il fallo era sicuramente un fallo deciso, però adesso rivediamo se decidono soltanto per quanto riguarda se i liberi sono 2 o 3. Sono 2 tiri liberi. Mi è parso infatti live che il piede di Mian, il piede destro di Mian, fosse sulla linea, e ci sono poi 80 centesimi sul cronometro, che per Venezia, nel caso di tiro libero poi segnato il secondo, possono valere un tentativo disperato dalla propria metà campo. Quindi 2 liberi di Fabio Mian, lo scorso anno a Cremona, giocatore che sta crescendo molto negli ultimi anni. Qui ha segnato il primo tiro libero, un giocatore che è sempre davvero più importante nel nostro campionato. Sbaglia però il secondo, allora Ecodas decide di non tentare la conclusione da sotto il suo canestro, e finisce quindi il primo quarto con Venezia avanti 22-14. Un bel primo quarto con cui la Reyer ha dato una bella spallata nel finale, nell'ultimo minuto e mezzo, con 2 bombe consecutive anche di Victor Sanders.
Qui le statistiche di questo primo quarto con il 4 su 8 da 3 punti, che vuol dire il 50% dell'Humana Reyer Venezia. Sicuramente un'arma importante, visto anche il 2 su 2 di Victor Sanders, che ha dato Marco Morelli sicuramente un po' in là a questo finale di primo quarto, sicuramente molto positivo di Venezia. Sì, anche perché ha dato la possibilità a Venezia di approfittare e di costruire un canestro su una transizione, su un contropiede. Dall'altra parte Trieste sta tirando male, quindi sta tirando col 40% da 2, col 25% da 3. Sono sicuramente percentuali da aggiustare se vuoi battere la Reyer, nel senso che se vuoi giocare hai davanti un avversario. Sì. Qui Mitchell Watt, che con i suoi 6 punti è stato il protagonista dell'inizio di questa partita. Secondo me qui sta parlando su quella palla che ha sparato e stanno ancora cercando a De Nicolà, sì. Perché secondo me si vedeva che il gesto era quello di volevo passarla ma mi è uscita la mano e quindi poi la palla è partita. L'osso della mano, sì. Proprio quasi, visto che l'ha lanciata con una forza sovrumana, tra l'altro, perché ha notoriamente Mitchell Watt, mentre rientra in campo Corey Sanders dopo essere uscito per gli ultimi 12 secondi di primo quarto. E noi siamo pronti per raccontarvi i prossimi 30 minuti di questa sfida. Rimane in campo Daniele Cavaliero, che va con la rimessa per Corey Sanders, si apre e riceve Lever, che poi aspetta l'arrivo di Fabio Mian sui blocchi. Si va da Cavaliero sotto per Marcos Delia contro Martinez, Ekodas end off per Mian e secondo fallo della partita di Julian Stone. Si prova ad andare su Delia e poi Delia cerca sempre di leggere qual è la difesa, la posizione del suo difensore, per buttarla fuori e andare a fare un end off e creare un vantaggio, quindi sfruttare il vantaggio. Lever riceve in punta, va con l'end off per Corey Sanders, blocco di Delia, ha spazio Sanders, va fuori da Daniele Cavaliero che va sotto poi per Delia, tocca il pallone, Ekodas si arriva con grande energia, con grande voglia, Victor Sanders che poi serve Tariq Philip con la transizione. Adesso Philip, il palleggio del giocatore statunitense fuori per Sanders, blocco di Ekodas, contro di lui c'è Mordente, cerca prima la palla, poi va fuori per Austin Daye che sbaglia, però la tripla rimbalzo per Sanders dietro la schiena, poi per Austin Daye per questo extra possesso di Venezia, finta contro finta di Daye che alla fine se la gioca in post basso contro Lever, va a rallentatore per il suo classico movimento, non trova però il canestro. È sempre bello vederlo giocare perché tira fuori sempre un movimento nuovo e qui ci ha fatto vedere l'uso del piede perno e poi ci ha fatto vedere come si finisce. Qui Cavaliero ha trovato un grandissimo assist, bravissimo, tempo giusto sul roll di Delia, e invece Daye che ci fa sempre un trattato di fondamentali individuali. Eh sì, non era neanche facile prendere il pallone per Delia, ma dall'altra parte c'è un uomo in missione, Victor Sanders, terza tripla consecutiva a cavallo fra i primi due quarti. Distinto, se lui gioca con questo ritmo qui è un giocatore incredibile. E poi Ekodas cancella il tentativo di Corey Sanders e adesso Julian Stone dall'altra parte per ammazzare un po' questo momento della partita. Philip sbaglia però la tripla, rimbalzo Venezia è assolutamente presente, tocca Austin Daye e poi garantisce l'extra possesso Victor Sanders che è assolutamente infiammato in questa fase della partita. Step back contro Mian che difende bene e non riesce questa volta a trovare il canestro. Questa volta ha esagerato, per i miei gusti ha esagerato, perché dovrebbe imparare anche che in quelle situazioni lì dai la palla fuori e provi a cercare a costruire qualcosa di più concreto. Come dire, ok, hai messo tre adesso, di fila, bravo. Però la quarta aspetta magari un attimo, mentre Mian dall'altra parte non riesce a sbloccarsi da 3 punti. Continua a tirare male Trieste da 3 punti e 1 su 5. E meno 9 adesso per l'Allianz, qui ha tanto spazio Austin Daye che però non trova, così come Sanders in precedenza, neanche il ferro, ed è pronto a rientrare in campo intanto Mitchell Watt al posto di Martinez Ekodas. Qui rivediamo la stoppatona di Ekodas. Ricordiamo che queste sono le due squadre che stoppano di più di media nel nostro campionato, hanno entrambe 3 stoppate, .1 di media a partita in queste prime 8 giornate. Qui fuori il lituano, autore sicuramente di buoni minuti in campo. Qui altra gran palla di Cavaliero sotto per Delia che ringrazia e segna. Eh sì, si è girato anche a ringraziare la difesa di Venezia, che sul lato debole era proprio rimasta lontana da quello che si stava creando un po' col pick and roll di Cavaliero.
time out, il primo della partita chiamato da De Raffaele dopo quello chiamato da Ciani nel primo quarto. Deve raggiustare un attimino le idee la squadra di Venezia, adesso avanti 25-18, che ha i 9 punti di Victor Sanders con 3 su 4 da 3 punti. Venezia che sta tirando comunque bene da 3, adesso si è un po' abbassata la percentuale rispetto alla fine del primo quarto, dal 50 al 38 con 5 su 13, come hai detto tu in precedenza 1 su 5 invece per Trieste. Qui i punti segnati dai giocatori in campo, oltre ai 9 di Sanders, dall'altra parte ci sono i 7 di Adrian Banks che dicevamo prima, sì, 35 anni, però a lui non è che interessi molto la carta d'identità, visto che comunque è sempre in assoluto uno dei migliori marcatori del nostro campionato, con qualsiasi maglia, in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto, ma è sempre Adrian Banks. Ha fatto sempre delle ottime stagioni, forse quella un po' più negativa è stata quella dell'anno scorso. Qui vediamo che Julian Stone ha raggiunto i famosi 4.000 minuti in campionato di cui parlavi prima. Complimenti a Stone, perché tu ormai sono sono tanti. Minuti in campionato? Ah, non lo so. Non lo so, non ho idea, no. Però sono tanti, sicuramente sono tanti. Pallone adesso per la Reyer, avanti di 7 punti dopo il time out. Vediamo come esce la squadra di casa. Il pallone di Day in end off per Julian Stone, blocco di Mitchell Watt che poi riceve bene questo pallone e lo manda a bersaglio. Ovviamente, come spesso accade, sbaglia pochissimo Mitchell Watt. È il miglior modo per uscire da un time out, qualcosa di disegnato per l'occasione da Raffaele, la squadra ha eseguito in maniera perfetta. Cavaliero sbaglia il suo primo tiro di questa partita, rimbalzo di Stefano Tonut che poi va da Julian Stone in punta per Mitchell Watt. Tonut trova il centro dell'area, scarica poi fuori per Tariq Phillip che qui sfida Sanders sulla linea di fondo, raddoppio di Delia, alla fine tocca e ritocca Tariq Phillip, arriva Mitchell Watt che dopo il tap-in sbagliato va fuori da Austin Day. Altri 14 secondi di azione per Venezia, qui fallo difensivo di Fabio Mian. Il fallo aveva difeso bene sul primo movimento di Tonut e poi non è riuscito a mantenere quella distanza per poter fare una difesa regolare. Qui rivediamo il fallo dell'ex Cremona, sì, è rimasto con il corpo a ostruire il passaggio fallosamente. Stefano Tonut si muove e riceve Austin Day, arriva prima lo show e poi si accoppia contro di lui Marcos Delia, c'è lever su Watt, 2 secondi per andare al tiro, mezzo Eurostep che alla fine però non credo passi o doppia addirittura, fischiato da Bobo Begnis e dunque palla persa per Venezia. Non ho capito cosa ha fischiato sinceramente, sono curioso. Forse doppia. Però... Sì, non si è vista bene la segnalazione. Tant'è che è possesso per l'Allianz Trieste sul -9 al Taliercio in questa 9ª giornata della Serie A. Unipol si prende l'aria, Adrian Banks, 35 anni ok, ma quello è ancora un primo passo bruciante. Ripeto, con quelle gambe lì poi conosce il gioco e soprattutto quest'anno mi sembra molto più inserito nel sistema, nel club, è tranquillo, mi sembra di rivedere l'Adrian Banks dei migliori. E qui lo lascio commentare a te. Pick and roll finalizzato alla perfezione da Mitchell Watt, 5 su 5 dal campo, arriva infatti anche la grafica, 10 punti e schiacciata perentoria, poi split bellissimo di Banks fuori per lever dall'angolo per la tripla che vale il -6, partita di pallacanestro molto bella. Adrian Banks offensivamente costruisce, difensivamente continuano ad attaccarlo sul lato debole e non dà un contributo. Palleggio di Phillip che trova il centro dell'area, fuori per Julian Stone da 8 metri, sbaglia la tripla, il rimbalzo di Marcos Delia, vuole avvicinarsi un po' Trieste dopo aver perso un po' di contatto tra il finale di primo quarto e l'inizio del secondo. Siamo quasi alla metà di questo secondo quarto e Trieste gestisce il pallone con lever contro Mitchell Watt, riesce a trovare il semigancio, non riesce però a trovare i 2 punti. Non ha chiuso il semigancio, lettura giusta ma gli è mancato un pezzo di convinzione secondo me. E qui la stessa cosa a Tonut che prova a buttarsi dentro nell'area sperando di poter fare un passaggio, poi sull'ultimo step deve appoggiare per terra, esatto, deve appoggiare. E palla persa ancora per la Reyer, mentre è entrato in campo Grajulis. Qui rivediamo la palla celestiale di Adrian Banks che, come hai detto tu giustamente, ha una clamorosa conoscenza del gioco dopo lo split. E qui un altro è Stefano Tonut che dà una gran palla a Mitchell Watt e per chiudere poi
gran conoscenza del gioco, split e gran palla nell'angolo, e gestisce ancora adesso il pallone, va da Delia alto basso con Grajulis, arriva però il raddoppio decisivo di Julian Stone che non viene neanche fermato dal fallo da Delia, non riesce, va da Tonut che sbaglia ancora la tripla, a rimbalzo Grajulis. Ci vuole un po' più di tranquillità da parte di Trieste. Eccola lì, palla ancora di Cavaliero per Marcos Delia. Mamma mia, Daniele Cavaliero, che come biglia. L'ho seguito dall'azione prima e bravo Cava. Eh sì, davvero una gran palla quella di Daniele Cavaliero, altro assist, tra l'altro tutti per Marcos Delia, se non sbaglio, sono 3 gli assist della partita di Daniele Cavaliero. Si va da Mitchell Watt ancora con il tiro, sono 6 su 6 dal campo, 6 su 6 a 2, partita come al solito pazzesca di Mitchell Watt. Questa fa parte della pallacanestro, quando è un giocatore così provi a difendere cosa sta facendo Delia, ma se fa canestro bravo lui. E poi dall'altra parte risponde ovviamente Adrian Banks, il pistolero, mette a posto la pistola, -3 per Trieste, 12° punto dell'ex brindisino. Adesso la partita è diventata molto più bella rispetto ai minuti iniziali. Eh sì, si attacca bene da una parte e dall'altra, il pallone gestito da De Nicolao, c'è il fallo di Corey Sanders che qui esagera forse un po' con le proteste, chiedendo addirittura un fallo d'attacco, fallo in attacco per il giocatore veneto. Si spiega adesso con Bobo Begnis, dovrebbe essere il secondo fallo. Il secondo? Sanders, no, il primo fallo per Corey Sanders, mentre qui vediamo la bomba di Adrian Banks. Poi qui la giocata. Sì, questo è qualcosa che Trieste sta concedendo, che Delia rimane dentro sui pick and roll. Se Watt fa uno short roll come in quella situazione lì è giusto che poi possa prendersi il tiro, quindi è una scelta tecnica voluta dalla panchina di Trieste. Di Nicolao qui con la tripla non va bersaglio, trova però il fallo di Juan Manuel Fernandez e quindi andrà in lunetta con 3 tiri liberi. Ha preso anche una bella botta il Lobito, botta sul naso, però mi pare abbastanza chiaro il fallo in questa situazione. Anche secondo me è chiaro. Ha preso la botta prima da Watt sul blocco granitico del giocatore statunitense, mentre De Nicolao sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Per De Nicolao che non ha ancora tirato, o meglio non ha ancora segnato, questo è il primo tiro libero segnato in stagione in Serie A per l'ex giocatore di Varese, oltre che della Benetton Treviso. Segna il secondo, fa 2 su 3, riporta sul +5. Secondo me si gioca per Cava. Eh sì, vediamo adesso. Anzi no, si gioca per Adrian Banks che trova quasi un canestro con il fallo da parte di Victor Sanders e andrà anche lui lunetta con 2 liberi. Ho provato a sparare, si gioca per il Cava perché da come aveva gestito la situazione, il mini timeout in campo, che si era messo un po' d'accordo con i suoi compagni, pensavo volesse giocarsi ancora un altro pick and roll coinvolgendo Delia, invece si è andato dopo per Banks che giustamente su quelle situazioni lì, sulla linea di fondo, lui se la prende la linea di fondo, poi è bravo a fare arresto e a scegliere tiro o fare una finta come ci ha fatto vedere e prendersi anche un fallo. Una cosa in cui è molto bravo Adrian Banks è anche quella di cercare e prendersi sempre i contatti, è sicuramente una caratteristica importante, uno dei migliori per falli subiti nel nostro campionato, lo è praticamente sempre, ogni stagione. Mentre esce dal campo Marcos Delia, partita praticamente perfetta di Adrian Banks fino a questo momento, sono già 14 i suoi punti con 3 su 3 da 2 punti e 2 su 2 da 3. Partita davvero come al solito importante. Qui sbaglia il pallone Tonut per De Nicolao e allora transizione di Trieste con Cavaliero che prima ci pensa un attimo, poi spara la bomba, non va però, allora rimbalzo ancora di Stefano Tonut che sta prendendo parecchi rimbalzi in questa partita. Pallone per Victor Sanders, aspetta il blocco di Mitchell Watt che arriva e viene sfruttato adesso, si alza ancora da 3 punti, sbaglia però la seconda conclusione della sua partita dopo il 3 su 3 iniziale. L'ex giocatore di Trento, poi Tonut dopo il blocco di Mitchell Watt ha spazio per sparare da 3 punti e si sblocca Stefano Tonut che poi alza anche gli occhi al cielo come dire grazie, finalmente mi sono sbloccato. Finalmente, anche perché un giocatore come lui che ci ha abituato a fare sempre 10, 15, ma 20, vederlo come l'ultima partita in casa della Virtus in cui ha fatto fatica, adesso aveva iniziato la partita anche di nuovo facendo fatica, bello invece che quella palla sia entrata e abbia fatto il solito rumore.
Eh sì, per lui che sta segnando ancora quasi 14 punti e mezzo di media in questa stagione e sta tirando con il 41,5% dall'arco. Qui va fino in fondo Adrian Banks, che poi serve Grajulis che si prende il fallo. Sanders ha fatto un'ottima cosa, perché lì altrimenti sarebbe stata una schiacciata, invece ha capito che andava fermato il prima possibile l'avversario. Eh sì, alla fine si va. Noi li vediamo sempre, parte tutto tramite Banks e poi c'è il fallo, quindi una rotazione giusta da parte di Sanders. Il Lobito con la rimessa dal fondo, si va fuori per Grajulis che riceve adesso 12 secondi per andare al tiro per l'Allianz. Gestisce ancora il Lobito che riceve questo pallone, va fino in fondo, poi Cameriere ma sbagliato di questione di centimetri, sfortunato qui il playmaker argentino. E allora De Nicolao con il possesso sul +6, con dunque 2 possessi pieni di vantaggio per l'Umana Reyer. Qui il giro dorsale di Watt, la gran palla per Sanders che poi va fuori da De Nicolao. 8 secondi per andare al tiro, De Nicolao cerca il pallone nell'angolo per Mazzola, c'è il tocco di Grajulis, rimessa. Che cosa aveva fatto però Mitchell Watt? Stava per fare un numero incredibile, non ho capito perché non ha continuato ad attaccare Lever in quella situazione lì, anche perché c'era un vantaggio fisico. Mi sembra che in quest'ultima azione c'è stato da parte di Venezia un po' più di un atteggiamento diverso, come se si fosse un po' rilassati, invece di continuare a utilizzare la stessa energia, perché ci sono dei vantaggi in alcune parti del campo. Torna in panchina zoppicando per questo timeout Adrian Banks, speriamo chiaramente nulla di grave. Mi pare di aver capito una botta presa nell'ultima azione difensiva, secondo timeout di coach Walter De Raffaele, che si sta affidando, come spesso accade, a Mitchell Watt. 12 punti per lui con 6 su 6 da 2 punti, oltre a 6 rimbalzi e un 18 totale di valutazione. Poi poco fa si è sbloccato anche da 3 punti Stefano Tonut, che aveva già segnato 2 punti in questa partita con 2 tiri liberi. Per lui, che ricordiamo viene da 0 punti in 23 minuti contro la Virtus e 0 su 5 dal campo per l'MVP del nostro campionato, vinto lo scorso anno e protagonista della nostra nazionale con all'Olimpiadi, e lo sarà anche per quanto riguarda le qualificazioni mondiali che, come detto, inizieranno la prossima settimana. Ci sarà dunque la sosta per quanto riguarda la nostra Serie A. Qui l'MVP fino a questo momento della partita Mitchell Watt, insieme chiaramente anche Adrian Banks, che ne ha segnati 14 in 15 minuti con 2 su 2 dall'arco e 3 su 3 da 2 punti. Rimessa dal fondo per De Nicolao che va da Stefano Tonut, 5 secondi per concludere l'azione per la Reyer, Eurostep, poi fuori per Cerella che sbaglia la conclusione. De Nicolao stava per prendere anche questo rimbalzo offensivo, si va dall'altra parte però con il Lobito Fernandez contro Stefano Tonut. Ultimi 90 secondi di questo bellissimo secondo quarto al Taliercio. Fuori Grajulis per Fernandez che si prende il centro dell'area, fuori poi da Lever che sbaglia la tripla rimbalzo, conquista in qualche modo Grajulis, che però non riesce a frenarsi e alla fine non trova la palla recuperata. Grajulis fa uno sforzo per andare a recuperare quella palla, anche se aveva utilizzato tanto le mani per portare via e spostare Tonut. Rientra Fabio Mian, come sentito dalla voce dello speaker, al posto di Daniele Cavaliero, che torna in panchina per questo finale di secondo quarto. Vediamo se la Reyer, come è successo nel primo quarto, cercherà di dare una spallata all'Allianz, mentre qui c'è il fallo di Lever contro Watt lontano dalla palla. Trieste che entra ora in bonus. È chiaro che poi con Watt devi cercare chiaramente di difendere prima che riceva la palla, però non è che è proprio semplicissimo, diciamo così. Puoi difendere davanti, tre quarti, però insomma non è facile. È difficile, devi fare una difesa di squadra e poi, se, come in quella situazione lì dove c'è un blocco sulla linea di fondo, se il tuo compagno non ti dà una mano, non fa un bump, Watt ti porta, si prende il vantaggio e lo tiene, e a quel punto lì Lever deve solo spendere un fallo. Poi in questa situazione qui con Ate in panchina con 3 falli, Delia che è effettivamente un po' stanco, Lever si ritrova a marcare Watt e Venezia attacca a quel punto lì, perché sa che ci possono essere dei punti facili. È pane per i denti della Reyer sicuramente questa particolare situazione. 5 secondi per andare al tiro, gran palla per Cerella di Andrea Nicolao, che poi esulta perché questo è un gran canestro. È un gran canestro, bravo Bruno a tagliare sulla linea di fondo e De Nicolao a mantenere il palleggio vivo per capire e scegliere a chi passarla. Banks qui va sotto da Lever, che con un grandissimo runner trova il canestro del -6. Trieste che vuole assolutamente rimanere lì
anche in questo finale di secondo quarto, dopo aver rimontato da -9 ed essere stata anche sotto di 3 punti fino a qualche minuto fa. Adesso Tonut con il palleggio, c'è Mian su di lui, 8 secondi per tirare. Tonut va come al solito in mezzo all'area, che palla per Mitchell Watt, che continua a non sbagliare mai. Una biglia fantastica, mi sono perso il passaggio come se ci fosse un uomo davanti, quindi non ho capito come gliel'ha data, ma era perfetta perché Watt ha preso e l'ha messa dentro come se non ci fosse nessuno davanti a sé. Fallo speso saggiamente da De Nicolao, visto che la Reyer poteva ancora spendere un fallo prima di entrare in bonus. Lo fa De Nicolao. Grazie che ce lo fanno rivedere perché sì, è proprio una bella palla. Da questa inquadratura non si vede comunque perché sì, è però che in palla. Sì, però sembra quasi, ecco, ce lo fanno rivedere adesso. Però è sì, è un bel passaggio. Anche se Lever in quella situazione lì ha veramente rischiato troppo. Proprio è andato aperto ad aiutare, lasciando Watt sotto il canestro. Fernandez con gli ultimi 4 secondi di questo secondo quarto, c'è contro di lui Mazzola, palleggio e poi il tiro da 3 punti del Lobito che non va a bersaglio. Si rimane dunque sul 40-32 in favore dell'Umana Reyer, che sta controllando questa partita. Trieste però assolutamente c'è, mentre De Raffaele va in panchina, forse un po' arrabbiato con Victor Sanders, e dunque si chiude questo secondo quarto, questo bellissimo primo tempo. Adesso noi andiamo con l'halftime show, che vedrà, oltre alle migliori azioni della scorsa giornata, anche un'intervista a giocatori ed allenatori della LBA riguardo l'importanza dello spogliatoio, oltre alla top 5 della giornata precedente e alla Numbers Zone. Mentre vi ricordo che potete chiaramente ogni mercoledì alle 23:15 vedere su D-Max su 7 da 2 punti, chiaramente il 100%. Trieste che sicuramente gioca un ottimo secondo quarto e nonostante questo è rimasta sugli 8 punti di vantaggio. È la nona in quanto partita tra, oltre che di questo campionato, anche tra le due squadre insieme, 5-3 nel bilancio. Scusa ti interrompo, c'è un dato clamoroso che la battaglia dei rimbalzi, 24 rimbalzi per la Reyer e 13 solo per Trieste. Sì, abbastanza chiaro, abbastanza chiaro, sempre perché poi Trieste dal punto di vista dei rimbalzi difensivi è anche una delle migliori del campionato, anche se stasera sta facendo un po' fatica. E sono 8 rimbalzi in attacco per Venezia, sicuramente un dato molto importante, e l'abbiamo visto di cui 3 di Nicolao, che stava quasi riprendendo anche il quarto. Esattamente, nel finale di secondo quarto. Questo è sicuramente un dato chiave per leggere questa partita, mentre qui vediamo i tifosi, i tifosi di Trieste che
in un numero, adesso non vedo se è un numero esiguo oppure no, però comunque sono arrivati a Venezia in quello che si può considerare un derby del nord-est tra Venezia e Trieste, mentre qui Begnis parla con De Raffaele per forse chiarire qualche situazione di campo precedente. Noi siamo pronti ormai per tornare in campo per questa partita che sicuramente avrà equilibrio ancora, perché Trieste è una squadra che è durissima a morire, l'ha dimostrato soprattutto contro Napoli 3 settimane fa, partita che era praticamente persa e alla fine negli ultimi 12 secondi, dopo essere stata sotto di un punto a 12 secondi dalla fine, con palla in mano per Napoli, è riuscita con la difesa e con tanto cuore a vincere quella partita. Primo possesso è per la Reyer in questo terzo quarto e c'è subito il primo fallo. No, No, chiamato, non è fallo, infatti. no, è caduto, quindi ha chiamato rimessa dal fondo, rimessa in attacco per... Mi ero sbagliato, ho visto la segnalazione. Sì, no, invece si è chiuso lì la difesa molto bene e Donut si è scontrato, ha provato a spostare i suoi avversari. Lo rivediamo. Sì, Mian effettivamente difende regolarmente, legalmente. Secondo me questo è un fallo di compensazione rispetto a quello che gli avevano fischiato prima nel secondo quarto. Ah, e forse qui no, non sto capendo la situazione, perché la palla è stata servita a Banks. Per un attimo ho pensato che Banks, no, in realtà c'è stato il richiamo a coach De Raffaele. Per un attimo ho pensato che Banks non prendesse quel pallone per solidarietà, un fischio che a suo modo di vedere non fosse stato corretto. In realtà no, era soltanto un richiamo per coach Walter De Raffaele, e quindi possesso per Trieste dopo 30 secondi dall'inizio di questo terzo quarto. Qui Banks esagera un po' con lo split, alla fine perde il pallone 1-1 per il conto per le palle perse in questo quarto, e dunque palla al centro, come si direbbe nel calcio. Watt contro Delia, va in post basso, alla fine c'è anche il raddoppio, mezzo raddoppio di Banks, arriva finalmente, direi, il primo tiro sbagliato da Mitchell Watt. Sì, arriva anche con una scelta non la miglior scelta che potesse fare. E Fabio Mian si sblocca dall'arco con la bomba del -5, non era ancora riuscito a trovare la conclusione, o meglio i 3 punti con la conclusione da fuori. Lo trova adesso con 1 su 4 da 3 punti, oltre allo 0 su 1 da 2 punti. Sotto ancora per Mitchell Watt, si aggancia un pochettino Grajulis, situazione sicuramente curiosa, perché sicuramente anche Watt, diciamo, che si è aiutato con quel braccio. Tutti e due, sì, infatti. Sì, però effettivamente anche rivederlo da qua. Infatti poi continuano a guardarsi come per dire: ma anche tu ci hai messo del tuo, sì, doppio fallo, ecco, bravo, doppio fallo, bravo. Non si fischia quasi mai, però effettivamente è valido come alternativa e scelta per gli arbitri. Qui Austin Day in allontanamento, come insomma un tiro normalissimo, in realtà è un tiro coefficiente di difficoltà. L'ho detto prima, ogni volta che lui fa un canestro, ogni volta che lui prende l'azione, è da guardare e da osservare, perché si impara qualcosa. Con completa nonchalance il canestro di Austin Day, -7 per Trieste, che ha il pallone in mano con Banks, raddoppiato molto bene, poi arriva l'aiuto di Mitchell Watt. Qui difesa di squadra di Venezia. Ottima difesa sulla palla, è bravissimo Watt a lasciare, a staccarsi dal suo giocatore per andare in quella situazione di emergenza. Si stacca Austin Day, che pensa per un attimo al tiro, poi non viene effettivamente marcato da Grajulis e dice a quel punto: vabbè, io tirerei, e infatti segna il primo tiro da 3 punti della sua partita, è a quota 5 nella gara, +10 che è il massimo vantaggio per la Reyer. Tocca questo pallone di Nicolao, alla fine il tiro da 3 punti di Banks, che pensa per un attimo di non entrare, però alla fine trova il fondo della rettina. È fantastico quando la palla gira così, che rimane lì aggrappata e poi tac tac entra dentro. Partita veramente perfetta di Banks, con percentuali al 100% da 2 punti, da 3 punti e i liberi. Adesso Watt contro Delia, fallo di Delia, canestro di Watt, c'è il libero supplementare. Insomma, più di così come fai a difendere? Impossibile. Sì, anche perché con Delia dice: continua a muovere il braccio, continua a aiutarsi. In quella situazione lì la mia posizione è giusta, e qui la rivediamo anche, ma se ti aiuti col braccio destro, non mi sembra proprio che ci sia un grande, forse qui, ma poi dopo sì, Delia va chiaramente poi nel suo cilindro. Sì, e poi ha fatto girare sulla sua mano più forte, quindi ha tutta la mano sinistra da poter usare, lì è immarcabile.
Tiro libero che però non va a segno, rimbalzo di Cerella che tocca, ritocca, alla fine controlla buttandosi per terra, non riesce però a ottenere questo extra possesso la Reyer, visto che il pallone è stato controllato da Mian, che adesso ha un po' di spazio e riceve contro Tonut. Si va da lì alto-basso con Grajulis contro Mitchell Watt, ricambia al favore, questa volta Grajulis, canestro e fallo e libero supplementare. Mamma mia, come risponde sempre Trieste. Sempre, sempre, questa grande intelligenza cestistica da parte di 3 giocatori coinvolti, che sono Mian, Grajulis e Delia. Con calma si sono passati la palla cercando di andare nel punto dove dovevi mettere la palla, cioè Cerella marcato da Grajulis, marcato da Cerella. Sì, pardon, non era di Mitchell Watt ma di Bruno Cerella il fallo fischiato dagli arbitri, libero supplementare segnato da Grajulis per il -6 dell'Allianz, che come detto rimane sempre e comunque a contatto, nonostante la Reyer abbia cercato diverse volte in questa partita di dare una spallata non sicuramente decisiva ma importante. Perde qui il pallone Austin Day, mentre è rientrato in campo Julian Stone. Si va dal Lobito Fernandez, Grajulis ha spazio e si prende questo tiro da 3 punti che è sbagliato. Rimbalzo poi di Julian Stone che guida lui la transizione cost to cost di Julian Stone, che è già dall'altra parte, non trova però il layup vincente. Buona la difesa su di lui di Grajulis. Adesso Banks per il ventello da 3 punti, segna ancora Adrian Banks, ripone nuovamente la pistola nella fondina, -3 per l'Allianz. Che c'è da dire, una partita bellissima, un ventello come dici tu, non ha sbagliato nulla, probabilmente su Stone secondo me c'era fallo. Eh sì, sicuramente da rivedere quella situazione con il contropiede di Grajulis, di Stone fermato da Grajulis. Adesso Day prova subito a rispondere, non va la tripla, rimessa per l'Allianz che come detto non molla mai e adesso è addirittura -3. Quindi vediamo l'azione di prima, contropiede, perché indietro, due quando puoi farne 3. Sì, si è fermato anche perché sta tirando benissimo, 4 su 4 da 3 punti, quindi giusto, anzi era 3 su 3, giusto che vada a prendersi anche il quarto. Sotto il pallone adesso per Grajulis, fuori da Mian, alto basso, gran palla poi per Delia che in qualche modo riesce a tenerla. Banks con il tiro, mamma mia, è 5 su 5, 23 punti Adrian Banks, parità. Bellissima, anche perché da un'azione in cui sembrava la palla fosse persa è venuto fuori un passaggio nell'angolo a Banks, dimenticato dall'uomo, con i piedi per terra nel momento caldo della sua partita, ennesimo canestro. E Delia sembrava aver perso il timing del passaggio, in realtà poi l'ha servito comunque, sembrava come detto essere in ritardo quel passaggio, ma stasera Banks mi sa che può segnare da qualsiasi posizione, mentre si fanno sentire anche i tifosi triestini. Beh, guarda qui che azione. Qua vedi, esita un pochettino, alla fine gliela dà, arriva Tonut. Sì. Banks si è spostato, ma Tonut se l'è un po' dimenticato. Quindi c'è una parte della responsabilità è di Tonut, che in quelle situazioni lì non puoi dimenticarti Banks, soprattutto oggi in questi minuti. Anzi, devi rimanere attaccato e provare anche a dargli fastidio, a sporcarlo, a togliere il ritmo, a rompergli quel ritmo che lui oramai ha, perché è in uno stato di flow, quindi in uno stato di assoluta fiducia. Già gioca con molta fiducia, ma stasera ne gioca ancora di più. Guardate voi le statistiche e giudicate voi le statistiche di Adrian Banks. 5 su 5 da 3, 3 su 3 da 2 e 2 su 2 ai liberi. Una partita veramente perfetta fino a questo momento di Adrian Banks, che adesso quasi da solo in questi ultimi minuti ha riportato sulla parità all'Allianz, che però ricordiamo ha comunque fatto delle ottime difese di squadra sulla Reyer, che però ha perso un po' di flow che citavi giustamente tu poc'anzi. E poi dall'altra parte però Stefano Tonut, voce del verbo rompere la difesa. Voce del verbo essere un trattore, perché è partito a bomba e lì non è un trattore ma è una Ferrari, e poi è andato su con una forza di un arrampicatore. Adesso rivediamo l'azione, qui parte come sempre rubando il tempo alla difesa e poi qui, nonostante il colpo, va su con forza e decisione. Diciamo che è un trattore col motore di una Ferrari, sì, per combinare le due cose. Uscita ottima dal time out della Reyer, mentre si prende un po' di riposo Austin Day, tiro libero che però non viene segnato da Stefano Tonut e si rimane dunque sul +2 per l'Umana Reyer Venezia.
Adesso possesso per Trieste con il Lobito Fernandez, si muove Grajulis, c'è nell'angolo pronto per ricevere e riceve adesso Adrian Banks, finta contro Mitchell Watt, che palla poi per Delia che forse avrebbe potuto trovare l'appoggio più facilmente dall'altra angolazione, cerca il reverse layup, alla fine non trova i 2 punti che potevano valere la nuova parità in questa partita. Tonut con il tiro in allontanamento sbagliato, rimbalzo Stone, stoppata poi di Adrian Banks e c'è la rimessa per la Reyer, mentre ci sono altri cambi in campo. Anche se Trieste sta giocando molto bene in attacco, però in difesa deve un pochettino migliorare la capacità di fare taglia fuori, anche perché non puoi continuare a giocare con gli altri che prendono spesso, o comunque se non lo prendono lo toccano, il rimbalzo d'attacco. Tonut pensa per un attimo il tiro dopo aver ricevuto dopo la rimessa, adesso si prende il centro dell'area, va fuori da Victor Sanders, si muove per ricevere Watt che alla fine blocca e va nel mismatch con Fernandez a spazio. Sanders spara da 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato con un po' di difficoltà da Andrei Grajulis e allora pallone ancora per l'Allianz con il Letton che va in end off da Fabio Mian, anche lui si prende il centro dell'area, poi cerca il layup con la mancina, non trova il fallo e dunque perde questo pallone. Provato ad arrivare fino in fondo cercando un contatto, in quella situazione lì poteva benissimo anche usare il resto del tiro, ecco, prima, qualche step prima, e qui prova a guardare l'arbitro come dire me lo fischi, ma in verità ha fatto una scelta sbagliata, quindi non c'è neanche la possibilità di fare un fischio. Pallone per la Reyer quando siamo entrati nell'ultima metà di questo terzo quarto. Mazzola end off per Stefano Tonut, si apre per ricevere e riceve Victor Sanders nuovamente da Tonut che ha spazio, alla fine va con l'extra pass che diventa extra pass di Sanders per Mazzola dall'angolo con il tiro, tira poco ma segna spesso. Mazzola fa canestro, ma la Reyer costruisce qui veramente un gioco di squadra. Stone ha tirato via la palla dalle sue mani, è andato subito a cercare il lato debole e poi extra passaggio per Mazzola. E 2 su 2 da 3 per l'ex giocatore di Torino con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2018. Lever adesso, Grajulis sotto per Delia che va fuori da Mian che spara dall'arco, un tiro difficilissimo che non trova il bersaglio grosso. Allora Julian Stone a spingere ancora la transizione reyerina, poi per Stefano Tonut, blocco centrale di Watt, Tonut per il tiro da 3 punti, mandato a bersaglio, nuovo allungo di Venezia che torna sul più 8, time out obbligato di coach Franco Ciani. Davanti obbligato anche perché in questo momento in cui Venezia ha dimostrato il suo valore, cioè nelle situazioni difficili sta giocando come squadra e è andata a trovare i punti deboli. Abbiamo visto l'azione prima dove c'è un grande movimento di palla, il canestro di Mazzola, e qui hanno attaccato Banks che ancora una volta rischia perché passa dietro su quel pick and roll con Tonut che in questo momento è entrata in partita e porta a casa poi 3 punti. Eh sì, è uscita benissimo dal time out la Reyer, visto che eravamo sul 47 pari dopo la ennesima bomba di Adrian Banks, adesso siamo sul 55 a 47 e dunque un parziale importante di 8-0 che vale poi chiaramente il più 8 qui. Quando la Reyer muove così il pallone, e lo fa da tanti anni visto che il nucleo della squadra poi è sempre quello, l'allenatore è sempre quello, insomma è una squadra che mi verrebbe da dire celestiale perché davvero muove benissimo il pallone. Bene, giocano a memoria in quelle situazioni lì perché sia all'interno della partita sanno quando è il momento di passarsela e perché poi si trovano, quindi sanno bene, c'è sintonia, quindi sanno dove trovare il compagno anche ad occhi chiusi. Qui i marcatori di questa partita, è arrivato a 10 punti Stefano Tonut, oltre ai 23 di Adrian Banks che tra l'altro è a 2 punti dal suo season high fatto registrare contro la Germani Brescia nella terza giornata di questo campionato. Adesso prova ad andare su Marcos Delia, arriva il fallo di Mazzola che se ne accusa immediatamente. Delia a trovare, cerca il canestro dall'altra parte che sotto il suo lato è chiuso, qui lo rivediamo, lì non c'è spazio, bravo a mettere la palla per terra e poi a cercare di cerca sempre quella conclusione, sì, anche in precedenza. Esatto, sì. Anche perché è solo sua mano forte che è la destra. Eh sì. Segna il primo tiro libero qui Marcos Delia che ha giocato anche le Olimpiadi con la sua nazionale argentina, lui che è stato anche vice campione del mondo 2 anni e mezzo fa, sempre con la sua nazionale insieme a Luis Alberto Scola che poi dopo i giochi olimpici ha preso gli scarpini a chiodo, adesso è dirigente di Varese nella nostra Serie A.
esce dal campo proprio Marcos Delia, 10 punti, 6 assist, ha un solo assist quindi dal suo career high di assist fatto registrare 2 settimane fa contro Sassari, una dimostrazione di quello che dicevamo poc'anzi, perché è un centro che ha una grandissima visione di gioco, riceve questo pallone Watt che sbaglia il secondo tiro della sua partita, si va fuori poi dopo il passaggio di Stone che alza già il braccio e arriva la bomba di Victor Sanders. Questa la rivedremo perché è molto simpatica. Stone passa il pallone a Sanders e aveva già il braccio alzato per festeggiare. E segniamo un altro rimbalzo d'attacco. Questa situazione qui di Venezia è a quota già 10. Recupera il pallone qui Sanders che ha segnato un'altra bomba, la quarta della sua partita. Adesso Stone è calda Venezia e vuole approfittare di questo momento sicuramente di down di Trieste dal punto di vista offensivo. Adesso Watt contro Konate che è rientrato in campo, lui gravato di 3 falli spesi nel primo quarto. Che palla fuori per Tonut che poi fa saltare Sanders, si prende la bomba che però non va a bersaglio, lotta Stone a rimbalzo, alla fine Banks tiene il pallone vivo, l'ultimo tocco credo sia di Mazzola, infatti è così, rimessa triestina. Grande sforzo da parte di Trieste perché sanno che Venezia vuole andare a giocare contro Konate che ha 3 falli, quindi vediamo il canestro che dicevi prima tu, dove c'è Stone che alza il braccio come per dire so già che va dentro la palla, diciamo, e quindi Trieste deve fare un extra. E intanto stoppata totale e perentoria di Mitchell Watt su Corey Sanders, continua pure Marco. No vabbè, questo un extra sforzo dicevo perché vanno a aiutare, quindi c'è un raddoppio su Watt e poi partono le rotazioni. Adesso Sanders che è molto caldo ancora, va fino in fondo, si appoggia in aria e riesce a trovare 2 punti, più 11 Reyer che è il massimo vantaggio della partita. Ha giocato solo 11 minuti e ha fatto già 14 punti. Palleggio di Mian che trova poi Grajulis contro Tonut in post basso, riceve nuovamente da Mian, qui rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde Mian con il fallo antisportivo, stavo dicendo fallo di Mian, e se è fischiato quel fallo deve soltanto essere un antisportivo visto che la palla è lontanissima dall'azione. Lui prova a spiegarsi con Bobo Begnis, però credo che non ci siano discussioni sul fallo antisportivo qua. Vediamo. Sì, la palla non è già giocabile per Mian, quindi questo chiaramente si applica per regola attuale. Qui rivediamo il canestro di Sanders che l'ha ricostruito andando indietro, in avanti e poi rubando il tempo all'altro Sanders e appoggiandosi a forza fisica sulla parte superiore del corpo e gli permette non solo di mantenere il contatto ma poi di concludere anche appoggiandosi al tabellone. Solo 2 punti segnati da Trieste negli ultimi minuti dopo il time out chiamato da De Raffaele sul 47 pari. Trieste ha segnato soltanto 2 punti con Delia dai tiri liberi, questo è un chiaro segnale che Venezia ha iniziato, o meglio ha ripreso a difendere in maniera molto importante. Alla fine Trieste ha trovato pochissime soluzioni, se non nessuna praticamente negli ultimi minuti di questo terzo quarto che sta per andare in archivio con Venezia avanti di 11 punti e una situazione sicuramente con l'inerzia tutta a favore della Reyer. Occhio però perché Trieste si è già trovata diverse volte in questa partita, in questa situazione, e ha sempre reagito molto bene, e vediamo come usciranno da questo time out. Trieste è solida, conosce quali sono i suoi punti di forza e quindi rimarrà lì fino alla fine. Poi in più ha anche del vissuto di situazioni in cui per 30 minuti era stata sotto e poi è riuscita a portarlo a casa, quindi la partita è ancora lunga. Primo libero assegno di Mazzola e più 12 dunque che può diventare più 13 e la Reyer avrà anche il possesso visto l'antisportivo fischiato a Fabio Mian prima di questo time out. Segna anche il secondo Valerio Mazzola che come al solito sta dando un grandissimo apporto, soprattutto efficace per lui, con 8 punti in 16 minuti, con 2 su 2 da 3 punti, adesso 2 su 2 ai liberi. Palleggio di Julian Stone che orchestra con calma questa azione da 14 secondi, è rientrato in campo anche Ekodas, servito adesso contro Corey Sanders che difende bene nonostante la stazza, premi sicuramente il lituano, corre proprio Sanders dall'altra parte, si va da Fabio Mian che cerca sotto Konate, lo trova, Konate non riesce incredibilmente però a trovare il canestro, era talmente sotto il canestro che poi è stato stoppato dal ferro stesso. Anche perché si ritrova a giocare una partita nel terzo quarto dopo aver giocato solo 5 minuti a freddo, non è semplice. Palleggio di Sanders che torna fuori da Julian Stone,
che oggi ha superato i 4.000 minuti in campionato con la maglia della Reyer, qui con lo step back su Grajulis, con il canestro che vale il più 15, Reyer che adesso vuole veramente scappare via. Ha fatto la giocata giusta, si è creato lo spazio, ha visto che comunque c'era il modo di un isolamento e ha fatto la scelta quella migliore, cioè di prendere pareggio resto il tiro. Cercato adesso Banks, che ha già 23 punti e uno score infallibile da tutte le posizioni. Gran palla sotto per Konate che con un equilibrio molto precario questa volta riesce a trovare il canestro. Eh sì, se l'azione prima era indeciso, questa volta qui l'ha presa e l'ha messa dentro. Qui credo una situazione da riguardare al cronometro, con vediamo, probabilmente un problema sì al cronometro, che è partito o in anticipo o in ritardo. Ecco, infatti non era partito quello dei 24 che adesso viene messo a 20 secondi. Ci sono dunque 11 secondi di discrepanza fra i due cronometri, con Trieste che presumibilmente andrà con l'ultimo possesso di questo terzo quarto. Immagini come i tifosi di Venezia, speriamo chiaramente di arrivare presto al 100% di capienza nei nostri palazzetti, massima sicurezza, mentre è uscito Tolut ed è rientrato Tariq Philip, non molto utilizzato oggi con i suoi 7 minuti in campo. Adesso riceve questo pallone, sfrutta il blocco di Ekodas, va fuori da Sendes che torna da Tariq Philip, anche lui è entrato un po' freddo e non si prende dunque il tiro. 4 secondi per tirare, Konate con il tentativo di disturbare, poi viene stoppato qui da Grajulis. Martinas Ekodas, scadono i 24, grandissima difesa di Trieste. Aveva fatto un'ottima lettura Venezia, questo passaggio di Philip, e poi qui sono arrivati in due, ma soprattutto Grajulis Doppia stoppata. doppia stoppata perché Prima la prende Grajulis, ma poi è come la Ollie Benji, la catapulta infernale di Ollie Benji, mentre qui sbaglia il tiro Grajulis. Era l'ultima opportunità per Trieste in questo terzo quarto. Si chiude 6-4, 5-1 in favore della Reyer, mentre Ekodas chiede spiegazioni, chiede lumi a Bobo Begnis. Più 13 per la Reyer, che deve difendere il proprio vantaggio anche nell'ultimo quarto, che andremo ad assistere a breve. Rieccoci dal Taliercio, si è appena concluso il terzo quarto della sfida fra Umana Reyer Venezia e pallacanestro Allianz Trieste. Saltano all'occhio ancora i rimbalzi in cui sta dominando la Reyer, soprattutto quelli offensivi. Sono 34-22 il dato statistico completo, 11 rimbalzi offensivi per Venezia contro 2 di Trieste, di cui 3 di Andrea De Nicolao. Insomma, Venezia che vuole vincere questa partita, vuole trovare la terza vittoria consecutiva in campionato, mettendoci tanta aggressività. E alla fine quei rimbalzi lì vuol dire avere molti più possessi, abbiamo visto anche delle percentuali, ti permette poi di possessi in più, palloni in più, attacchi in più, canestri in più, possibilità di canestri in più. Mentre c'è il primo possesso che sarà per l'Allianz,
gestito da Adrian Banks. Per lui 23 punti in 26 minuti con il 100% da 2 punti, 3 su 3, da 3 punti 5 su 5 e ai liberi 2 su 2, oltre a 3 rimbalzi e 3 assist per 29 di valutazione. Qui ma cosa? Mi dici cosa Stone? Sai che non sono non ancora sappiamo. riuscito a capire. Bisognerebbe chiedere al diretto interessato, è l'unico motivo per scoprirlo. Se la rideva, sono curioso di forse sapere. gliel'ha chiesto Cavaliere proprio. Forse si ma cos'hai qui? Il primo possesso di questo ultimo quarto con Corey Sanders. Si muove per ricevere Banks, che riceve adesso contro Sanders, lo fa secco sulla ricezione. Adesso continua il palleggio l'ex giocatore della Fortitudo sotto da Lever, rientrato in campo per questo ultimo quarto. Qui si muove bene con il corpo e trova il semigancio vincente. Con pazienza, con tranquillità ha trovato il canestrino, anche se Sanders alla fine si è tolto, si è levato. Sì, ha provato a togliergli la sedia forse, come si dice in gergo, però non ci è riuscito, visto il risultato. Tariq Phillip controlla questo pallone contro Daniele Cavaliero, che rimane su di lui. Phillip bisticcia un po' con il pallone, Cavaliero lo tocca, alla fine lo sradica dalle mani di Phillip, che tira oltre la sirena dei 24. Qui difesa masterclass di Daniele Cavaliero. Sì, bravo Cava, ma devo anche dire che Phillip è in un momento di difficoltà, si vede che comunque sia a poca fiducia e in più ogni volta che prende la palla prova a fare qualcosa ma senza decisione, e qui è difficile perché se non ti viene giochi poco e un momento no, poi arriva anche quei momenti dove lui in quelle situazioni lì attacca fino in fondo per far canestro, perché sappiamo che è un attaccante, però la testa non c'è, quindi ti impalli e perdi il pallone. In più c'è il pubblico che sale, quindi è facile criticare, ma non mi piace criticare perché lì perché sai com'è. Esatto, so com'è e non vorrei essere al suo posto. Banks riceve questo pallone, vediamo se sbaglia, e infatti sbaglia il primo tiro della sua partita dopo innumerevoli tentativi nella sua grandissima gara fino a questo momento, con 23 punti. Allora possesso Reyer con ancora Phillip che gestisce questo pallone, vuole comunque chiaramente dargli fiducia De Raffaele. Il pallone va da Sanders, il movimento qui ancora, buona difesa di Cavaliero, si va da Ekodas che cerca in qualche modo di trovare 2 punti, gran difesa ancora di Trieste, alla fine rimbalzone di Sagaba Konate, si va da Cavaliero contro Stone, ferma il palleggio l'ex giocatore di Varese e Fortitudo tra le altre. Allora Corey Sanders in palleggio, va via secco a Ekodas che riesce, anzi no, a stopparlo visto che la palla aveva già toccato il tabellone. Occhio perché l'Alliance è a -9. È a -9, adesso rientra giustamente Watt, perché Ekodas si è mangiato un po' un rigore a porta vuota in quella situazione lì e poi non ha difeso benissimo, diciamo, qui no, sul primo anche passo. se poi è vero che Sanders è un giocatore che ti attacca, ma lui sa che deve fare 2 passi indietro perché Sanders non è invece un tiratore. Assolutamente. E adesso ancora Tariq Phillip contro Cavaliero per Julian Stone, blocco di Watt per il taglio di Sanders, riceve poi il giocatore statunitense Tariq Phillip con il blocco di Watt, si va da Sanders contro il suo omonimo Corey, si va con l'1-2 o il dai e vai, come è più corretto dire, con Watt. Perde però alla fine il pallone Venezia, allora Cavaliero è già dall'altra parte, possesso importante anche questo per avvicinarsi ulteriormente quando sono passati poco più di 2 minuti dall'inizio di questo ultimo quarto. Sbaglia però il tiro dalla media Konate e dunque si rimane sul -9. Il tiro c'è, ma lo prende addirittura buttandosi indietro, aveva comunque sia lo spazio per prenderlo con un po' più di equilibrio. Stone per Mazzola che non ha mai sbagliato da 3 fino a questo momento della partita, non ha intenzione di iniziare adesso, terza bomba su 3 tentativi, chirurgico Valerio Mazzola. Bravissimo, che la prende, tentenna un attimo, invece poi dice no, aspetta che me lo prendo sto tiro, pum, solo retina. Banks adesso torna avanti di 12 la Reyer, lo split di Banks che poi prende una brutta botta credo alla pancia. Si va dall'altra parte però con Stone per Sanders da 3 punti per ammazzare la partita, rimbalzo di Lever dopo l'errore del giocatore statunitense. Vediamo se Banks si è rialzato, sì, è già nell'angolo, altra situazione come in precedenza con la stoppata di Stone che non è regolare e quindi 2 punti per il -10 di Corey Sanders. E abbiamo visto che Banks si è rialzato, quindi credo non sia successo nulla. No, era già nell'angolo pronto. Esatto, pronto. Io me lo aspettavo in fuorigioco, pronto da fare 2 punti quando il suo compagno ha preso. E qui rivediamo Mazzola che ha esitato un attimo, poi ha detto no, aspetta che la metto proprio bene. Questo è un bel canestro. Questo è un bel canestro. Che è rovinato soltanto
nell'estetica della stoppata Sì, irregolare di poteva non Storm. stopparla, secondo me era più bella. Giusto per regalarci, esatto. più spettacolo, diciamo così, mentre esce dal campo Adrian Banks, che sicuramente però la botta l'ha presa, adesso non so esattamente dove, però credo nella parte del costato o della pancia, sul tentativo di penetrazione precedente. Adesso De Nicolao contro Fernandez, end-off di Mazzola che torna dall'ex giocatore di Varese, qui forse un po' trattenuto da Fernandez sotto, poi da Watt contro 3 maglie bianche, fuori l'extra pass di Tonut per Tariq Philip che deve ancora sbloccarsi nella partita. Conate qui si prende il fallo di Mazzola e poi vuole anche dirgliene 4, però diciamo che Mazzola secondo me ha fatto quello che è stato fatto in precedenza a De Nicolao, alla fine però un po' esagerato e quindi c'è il fallo. Non è riuscito a prendere la palla, è arrivato tardi e poi ha tirato giù il braccio trattenendolo un po' di più. Sale di ritmo adesso la fisicità di questa partita, end-off di Lever per il Lobito Fernandez che continua il suo palleggio. Conate con il blocco, poi palla un po' avventata che Conate con un balzo riesce a controllare in mezzo a 2. Maglioro Granata, grande recupero di Philip che poi va via con un dietroschiena a Cavaliero, poi per Watt. Cavaliero però tocca anche questa e alla fine concede un possesso più sporco alla Reyer. Si allacciano un pochettino e fanno scintille Watt e Lever in mezzo all'area. Split bello di Philip che trova così il primo canestro della sua partita con un grande runner. Ecco, dicevo il doppio fallo in precedenza, forse questa era la situazione ideale perché si sono continuamente allacciati Lever e Watt. È tutta la partita che si aggrappano, si allacciano come vuoi, quindi vediamo un gran canestro di Philip. In questo momento qui quella palla pesa tantissimo, dopo il tiro da 3 punti che hai sbagliato, dopo la palla persa, sono contento per lui. E poi tecnicamente un tiro molto difficile, perché è ok che è da posizione più o meno ravvicinata, ma è davvero molto difficile trovare anche l'equilibrio per farlo. Tripla di Lever dall'angolo che non va, e allora Reyer ancora con 4 possessi pieni di vantaggio e palla in mano a 5 minuti 40 secondi poco più per chiudere la partita. Watt sbaglia il semigancio, rimbalzo di un colossale Valerio Mazzola che prende questa e dà un extra possesso alla sua squadra. Tonut adesso in 1 contro 1 con Cavaliero che tiene però benissimo fuori per De Nicolao che pensa per un attimo al da farsi, poi fallo di Fernandez. Insomma, visto il metro arbitrale, Fernandez si stupisce forse un po' di questo fallo. Ma anche perché continuano a darsele, continuano a darsele in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del campo, vicino alla palla, lontano dalla palla, si continua a spingere. Qui mi sembra proprio, giustamente, compensa un po', sì, dai, compensa un po', dai. così. Cioè, ha messo la mano sul petto, però non è stato questo grande contatto. E time out, credo il terzo di questo secondo tempo per Coach Ciani. E dunque adesso l'Allianz è sicuramente in una situazione difficile, visto che ha 12 punti da recuperare. Pardon, il time out è chiamato da coach Walter De Raffaele e vediamo se Adrian Banks sarà in grado di tornare in campo dopo la botta presa pochi minuti fa. È uscito dal campo un po' dolorante nella parte del costato, mentre dietro la panchina della Reyer, oltre agli infortunati Bramos e Vitali, ci sono anche le ragazze della Umana Reyer femminile che hanno giocato e perso ieri contro Campobasso con il nuovo allenatore coach Mazzon. Qui vediamo anche la situazione falli con 3 per Conate, Mian e Sanders. Conate tra l'altro li ha spesi tutti nel primo quarto con in poco più di 2 minuti giocati. Eccolo qui il giocatore maliano, lo scorso anno in Grecia al PAOK di Salonico. E adesso rimessa per la Reyer con Tonut che va da Andrea De Nicolao. C'è il Lobito che difende su di lui, blocco di Watt granitico come sempre, poi il roll e la schiacciata tentata da Mitchell Watt che stava per far venire giù il Taliercio. 2 tiri liberi dopo il quarto fallo di Conate. È un'altra situazione in cui Venezia disegna perfettamente, quindi in questo caso qui De Raffaele è bravo a disegnare e i suoi giocatori ad eseguire. Questa è una situazione che si dà per scontato, ma anche la situazione, la capacità di allenare la tua squadra a queste situazioni qui, quindi a disegnare e poi spostarlo in movimento sul campo, è qualcosa che va allenato. E questo è devi farlo dal primo giorno, abituare i tuoi giocatori a vedere cosa puoi, che soluzione, che schema veloce puoi fare, e poi devi farli provare e sbagliare. Qui poi c'è la situazione di Venezia in cui i giocatori si conoscono, come dicevamo prima, a memoria, quindi viene anche un po' più facile. Eh sì, perché ricordiamo, gli errori sono delle parti fondamentali per la crescita di una squadra in qualsiasi ambito, in qualsiasi
momento anche della vita, chiaramente, oltre che nella pallacanestro e nello sport. 1 su 2 per Michel Watt e più 13 per Lumana Reyer nel massimo, quello che è il massimo vantaggio veneziano. Cerca l'alley-oop qui Cavaliero con Konate, grande difesa ancora di Venezia con Cavaliero poi che cerca per un attimo di fare fallo su Tonut, non ci riesce e allora gestisce questo possesso la Reyer con Tonut che riceve nuovamente contro Lever, va in 1 contro 1 lo step back di Tonut, rideva già Marco Mordente perché già sapeva come sarebbe andata a finire questa palla. Ha fatto uno step back e l'ha ottenuto, cioè con quelle gambe lì è riuscito a crearsi lo spazio in avanti, lo spazio indietro, addirittura ha tolto anche un appoggio per fare un tiro ancora più difficile, ma poi la palla va dentro. E adesso è scappata via la Reyer, non ci sta però, così a sensazione. Sagaba Konate schiaccia con un po' di veemenza, diciamo così, nei ferri del tagliaggio. Eh sì, la partita è ancora tutta da scrivere. Meno 13 adesso per l'Allianz, possesso per la Reyer con 4 minuti e 20 sul cronometro, blocco di Watt con Di Nicolao che continua a cercare il contatto di Lobito Fernandez, altro step back di Tonut, fallo di Cavaliero prima del tiro e poi Bobo Begnis E Bobo Begnis però da Raffaele a dire calma, calma. Calma, in quelle situazioni lì è arrivato un attimo di ritardo, che perché Cava si è girato, ride anche lui, voleva far fallo ma senza fare un fallo intenzionale, quindi lo rivediamo. Ecco, qui c'è fallo e viene chiamato con 30 centesimi di ritardo, che sembrano pochi, ma non lo sono affatto, mentre Tonut ci siamo persi. Ce lo siamo persi, ci siamo però visti i 2 punti, che è la cosa che conta, che vale il più 15 per l'Umana Reyer, adesso vicina quantomeno alla terza vittoria consecutiva in campionato, trova appoggiandosi al ferro 2 punti Corey Sanders. Adesso continua a giocare, dico, per te è quasi finita, io non lo so. No, assolutamente, dicevo, si avvicina Venezia, ma è chiaro che è ancora tutta da scrivere questa partita, però finché hai Michel Watt diciamo che ti avvicini sia alla vittoria di questa partita. Ma io mi aspetto in quelle situazioni lì che ci possa essere, non so, un contatto un po' più forte per provare negli ultimi minuti a cambiare un po' l'inerzia. È vero che c'è Konate che marca Watt, però qualcuno lì con energia per bloccare. Veramente gli ultimi 3 minuti e mezzo per provare a fare qualche cosa di diverso. Rientra in campo il pistolero Adrian Banks per sparare le ultime cartucce, le ultime speranze della sua Allianz. Lobito Fernandez da 3 punti però non ci sta, bomba di Fernandez, meno 12 Allianz. Adesso Filip con il palleggio si apre e riceve Andrea De Nicolao, adesso riceve anche Tonut che spara da 3 punti, alla fine non va il suo tiro, stava per arrivare Watt a rimbalzo ma Konate riesce ad evitare il giocatore statunitense. Adesso gestisce il pallone Fernandez che chiede il blocco a Konate, va fino in fondo Fernandez prendendosi la squadra sulle spalle, sbaglia però il tentativo con il layup di mano destra e allora possesso per la Reyer. De Nicolao che si prende questo tiro da 3 punti dall'angolo sbagliato, Lever a rimbalzo. Ci sono ancora speranze per Trieste che ha in questo possesso anche un'occasione di riportarsi anche a meno 3 possessi di distanza. Ci prova qui ancora il Lobito Fernandez che sta salendo in cattedra in questo finale. Ha fatto canestro da 3 punti e poi ha attaccato 2 volte il ferro fino in fondo. Prima a mano destra e ha chiuso, gli è mancato sono mancati gli ultimi centimetri. Invece qui è stato bravo perché con la mano sinistra all'ultimo ha recuperato la palla anche aiutandosi, quindi con la mano destra, e ha portato a casa il fallo. Qui lo rivediamo, va su con la... attende un attimo, mi correggo, attende un attimo, quindi ruba il tempo per chiudere e prendersi il fallo. 2 liberi adesso per il giocatore argentino, primo a segno, lui ormai un'istituzione a Trieste, arrivato nel 2017 dopo già le esperienze italiane di Brescia, Sassari e poi di nuovo Brescia dal 2014 al 2016. Va dentro anche il secondo, meno 10 per Trieste che non vuole assolutamente mollare fino all'ultimo respiro di questa bellissima partita che vi stiamo raccontando su Discovery Plus in esclusiva per la 9ª giornata della Serie A Unipolsai. Qui Sanders rischia un attimo l'infrazione di passi, alla fine c'erano tutti i passi, infatti da De Nicolao però c'era davanti l'arbitro, non so perché, infatti c'era Ciani in fondo che gli faceva chiaramente ha mosso un po' troppo il pendolo, diciamo così. Esatto, si è fatto una bella camminata. Dietro in campo Giulia Stone, intanto Venezia che deve dare l'ultima spallata decisiva per
vincere questa partita. Stone riceve il pallone da Tonut, va fino in fondo, difende Banks, Stone si gira e tira dalla media ma sbaglia. Lever al rimbalzo per dare ancora speranza all'Allianz, che con una conclusione anche da 3 punti potrebbe trovare il -7. Cerca il taglio Sanders, Lever va da Konate, un po' fermo l'attacco triestino, 10 secondi per andare al tiro con Fernandez che va nell'angolo con una gran palla per Corey Sanders, che riaccende il finale di questa partita. Bomba a segno. Ha fatto una giocata fantastica Fernandez, ha letto benissimo che c'era il lato debole completamente aperto. E adesso Tonut, blocco di Watt, deve trovare punti da Reyer per riportarsi con un buon margine di vantaggio. Vediamo Mazzola che segna anche questo, 4 su 4. Valerio Mazzola sta decidendo questa partita. Io credo che se dovesse vincere Venezia, come sarà adesso appunto, perché adesso credo che sia molto più difficile, Mazzola non solo dal punto di vista numerico, quindi dei numeri più decimi, ma dal punto di vista mentale ti ha fatto male, perché ha fatto l'ennesimo canestro da 3 punti senza mai, non ha sbagliato nulla, è vero, niente. Di nuovo grande circolazione di palla, la palla si muove bene, Banks lì sono in 2, quindi lato debole completamente aperto, però Mazzola ha giocato una partita, come hai detto tu, chirurgica. E si complice anche l'assenza di Vitali, ha sicuramente trovato più minuti, lui che di solito gioca 9 minuti di media in campionato, oggi sono già 26 e aveva 2 punti di media partita. Questo chiaramente è il suo season high con 14 punti. È la forza di Venezia questa, chiaramente. Manca Vitali, che è un giocatore fondamentale, ricordiamo 26 punti martedì contro la Virtus in Eurocup, però poi esce Valerio Mazzola e la Reyer è una squadra talmente solida, con un'identità talmente forte, che chiunque gioca poi alla fine gioca bene. Ma mi fa piacere perché Mazzola ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità. C'è Brooks fuori che non ha giocato, lui ha avuto più minuti e ha colto l'occasione. Questa è la forza anche di non solo di una squadra, di un allenatore, ma di un club. Eh sì, chiaramente oltre a Vitali c'è anche Brooks che è in panchina, ma non ha giocato questa partita, anche lui acciaccato dopo le fatiche europee. Mitchell Watt non ne vuole sapere e segna anche questa, più 10 adesso per la Reyer, che mette in ghiaccio la partita quando siamo negli ultimi 50 secondi della stessa. Fernandez con il palleggio a spazio e si deve prendere questo tiro da 3 punti, però non muore mai l'Allianz, non muore mai. Non muore mai, soprattutto questo signore qui che da quando è rientrato ha fatto già 8 punti e ne ha creati altri 3, 11. Adesso Tonut chiaramente gioca con il cronometro, la Reyer cerca di rubare il pallone, Fernandez ci va anche abbastanza vicino, Tonut fuori per Mitchell Watt, poi Sanders contro Adrian Banks che cerca di far fallo, non ci riesce, si va fuori da Tonut nell'angolo, si prende questo tiro con lo step back! Stefano Tonut, l'MVP della scorsa Serie A, più 10 e vabbè, Stefano Tonut, basta e avanza a dire questo. Basta e avanza. Adesso Sanders con l'ultimo possesso della partita, Lever cerca anche lui la conclusione da 3 punti, però l'Allianz sa di aver perso ormai questa partita, però non gliene frega niente. Sì, continuano a giocare, infatti anche De Raffaele si è girato ancora verso il suo staff come per dire ma non finisce, non abbiamo capito che bisogna continuare a giocare fino in fondo. Finisce adesso questa partita, segna 84 punti Venezia, così come nella partita in Eurocup contro Bologna, 77 invece per l'Allianz, che dunque perde la seconda partita consecutiva, terza vittoria consecutiva invece in campionato per l'Umana Reyer Venezia, che aggancia proprio Trieste in classifica a quota 10 punti e dunque è una vittoria importante che dà morale, che chiaramente c'era già, però dopo la sconfitta contro la Virtus si cercava una reazione di questo tipo per la Reyer nonostante le diverse assenze. Qui Adrian Banks che con 23 punti è il miglior marcatore della partita, ci sono però dall'altra parte oltre ai 21 di Mitchell Watt, i 14 e di Sanders e di un Valerio Mazzola da 4 su 4 da 3 punti, un apporto veramente fondamentale. Mazzola MVP a mani basse per quello che ha fatto, per la capacità di giocare una partita dall'inizio alla fine cercando di cogliere sempre gli errori dell'avversario e lì devi avere una lucidità